Ialle Copasse, seconde parte. E chiacchieriamo andiamo dal Tiliment per come che è stato trattato, come che è stato affrontato in tale giornata intera fatta in Consiglio regionale. Marta Stati, in Sintut, già fa un momento, il dottor Giorgio Mattassi, per conto dal nuovo comitato Alluvion, che è nasciuto alla Tisane, e come si intende il rappresentante di un gruppo di cittadini che si chiama Noi siamo Tagliamento, Noi siamo Tiliment, che è impegnato per proteggere il FLUM in termini ambientali e naturalistici, per diffondere la sua conoscenza, e anche tra gli obiettivi sarà quello di tornare a dare al FLUM il suo spazio per renderlo più sicuro e resiliente davanti agli eventi climatici estremi che stiamo vivendo. I vinghi collegamenti telefonici come rappresentante il naturalista Roberto Pizzuti, che lo saluta e do il benvenuto. Buondì a Federico e a tutti. Roberto Buldi. Allora io dite Aldi Chist, volte non sei un vero e proprio comitato, sei un'associazione che intende valorizzare ma anche difendi, come chi dice altri, il FLUM, il Tiliment in questo caso, ma anche con l'intendimento di piattaforme di garantire la sicurezza anche dal punto di vista idrogeologico ma anche sociale dalle popolazioni. Sicuramente, intanto esordisco che tal nome proprio, tal scritto ridare spazio ai fiumi, che è il nostro motto, ma anche il nostro nome che ha di essere ripetuto il più possibile, perché lì secondo altri sta la soluzione, perché i fiumi sono stati capaci di una banda di che l'altra per fare agricoltura, industrializzazione, hobby industriali, sempre capaci spazio ai flums e che al comporta tal tempo grossi problemi e bisogna risolvere in partenza dove è possibile. Ecco, dopodiché come cittadini vi invito che non potete stare a chialare e bonde, soprattutto per il fatto di che grande opere di cui magari in dai numas, che opere che è prevedute fra Spilimberg e Dignan, e quindi si in aggregati con varie professionalità. Io mi sono laureato in agraria e in scienze naturali, dopo l'ingegnere, il biologo, il geomorfologo, dopo sono capacità di gestione di datos statistics, e dopo ho anche bisogno di un po' come merito la capacità di nuovi conflitti, e quindi ho di dialogare con altre associazioni in supporto con Legambiente, col Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale per esempio, ma anche di interessarsi a sentire tutte le ragioni anche di chi pensa diversamente con altri, e quindi io sono più volte alla Tisane, anche con Matassi o con l'amministrazione, abbiamo delle iniziative che fa l'amministrazione, perché bisogna dire queste aperture che non sempre di che altre bande, insomma, i convegni che sono stati fatti a Spilimberg per esempio, a Ragogna da Legambiente, dal CIRF, non hanno avuto la stessa partecipazione di pubblico fra che sostengono una soluzione che altre, per cui bisogna scambiarsi il più possibile informazioni, ma anche le sensazioni, la voglia di essere al di sopra dagli spazi, così, ma anche per cui calè di fuori dal territorio, certamente di la Tisane alle viotte più dal suo punto di vista, con tutte le ragioni, però a che bisogna giuntare altri saspiesi, non può essere una roba locale, no? Così in generale. Sì. Però come versione di entrata al merito da giornata in Consiglio regionale, in là che di riguardarlo e hanno partecipato, è state fatte l'audizione di esperti, tecnici, sindici, rappresentanti istituzionali, forze politiche, rappresentanti dai comitati e dalle associazioni ambientalistiche. Lui ha
la sicurezza sta da lavoro, no? o in forme dirette oppure no, violente, la videoregistrazione è stata lavoro un po' caduce che sta dita in che sede. C'è idea si è al fatto? Beh, l'idea è che non si lanciamo assolutamente in una fase di sicurezza né per i teams né per le pericolosità di che scassione le iniziative che vengono portate in davanti dalle istituzioni. Tanto che insomma è valida la delibera della giunta regionale che prevede di fare un point largo praticamente 3 km tra Spuinde e Spuinte. No, il point sarebbe una traviarse che ha interferenze pesanti sul flum, perché sono una striscia di 50 metri a mancul di una banda che era altre, profonde, e dopo uno sbarramento anche sotto chiare per poter fare il sifonamento che l'aghe passi per sotto le opere, e dopo in su a mancul 12 metri con paratis sono 35 foros di cui una parte saranno regolate manualmente, cioè non sono fissi ma sono regolati, quindi una grande pericolosità per le difficoltà di gestire, di capire quando lei interviene, di che calpo giova l'impatto dai sedimenti e dai materiali che vengono durante le piene grosse. Per cui insomma in giunta in questa audizione arriva alla conferma da parte dell'ingegner Ferri che le previsioni, la programmazione dell'autorità distrettuale di bacini Alpi Orientali è corretta, e queste sicurezze per fortuna è mancul evidente da dottoressa Colaizzi che è la segretaria di questa istituzione, l'autorità di bacini, e quindi le risposte ai tecnici che hanno travagliato e hanno messo in bore altre soluzioni sono stati tanti nuovi incontri che queste autorità distrettuali, salvo il fatto importante che grazie alla sollecitazione dal CIRF e da altri esperti che erano convocati dai comuni, grazie al CIRF fa un'unica valutazione, come è stato detto, di tutti i bacini e di tutti gli soperis in una maniera, in una volte sole, no? Quindi considerato tutti insieme, non considerato come la bassa, la media e le alte. Ecco, quello è stato un fatto positivo, ma il fatto che il professor Rinaldo mette tutto in discussione una progettazione senza una vera valutazione dalle scelte climatiche di intensità, di pluvosità, di innalzamenti del livello del mare, ecco, a Ferri non è cambia nulla secondo lui. Nance il fatto che il CIRF aveva proponuto un'alternativa che non interferisce con i siti di importanza comunitaria, invece le due traviarsi più ridotti sono piazzati proprio tali, quindi queste alternative che è fuori dall'alveo e che permetterebbe con studi precisi che il CIRF ha commissionato, permetterebbe di agire senza degradare l'alveo, appunto il suo processo, ma portando una riduzione dal flusso di aghe, dalla pene in tai termini già provveduti dall'autorità distrettuale, e quindi una roba paragonabile. Io in campo un'alternativa che ha un lavoro di manco di problematiche, perché c'è che le problematiche si arrivano da attraversi, cioè metti une opere che blocca i sedimenti, blocca il trasporto solido e interferisce dopo come larghezza e profondità sul flume. E quindi questi robe avvegneranno dunque diciamo che cioè, può dire il senso della proposta dal CIRF no, di questo organismo autorevole che tutto sapere fatto per aule no, e che lei dice che capito che il di creare
cassis di espansione o miglior aree di espansione, podino dico sì, dal flum che non interferisce con l'alveo, interferisce il manco il possibile sull'alveo, che sono un po' sta vedo che se il flum al po' muoversi in certi aree che non sono antropizzati, che non hanno edifici, che pueden essere coltivati come prima senza grossi problemi, ecco che è una soluzione valida. Sì, vuoi dire che chi ha il senso anche da questi slogan di tornare a dare spazi al flum. Esattamente, perché su certi robi sono d'accordo con Mattazzi che al DIS che sicuramente sono stati fatti tanti urbanizzazioni che hanno restringiuto il flum. Allora sicuramente non è il flum libar naturale come era prima dai romans, ma è sicuramente l'ultimo flum dagli Alpi meridionali in cui si sviluppano il processo tipico dell'idrologia fluviale, dove sono habitat riparerai naturali che sono la base dalla protezione che le direttive Habitat dal 1992 addirittura al proviot di salvaguardare. Quindi le base, secondo il professor Norbert Müller, che è un emerito ecologo dall'Università di Erfurt in Germania, che ha inventato la frase dei fiumi alpini. Ecco, secondo lui il tilimento ha l'esempio di riferimento, ma non solo generico, ma proprio per poter dovrà duci studi che si fa sul tilimento per riqualificare e ripristinare tanti plums che hanno subito queste violenze dagli agili un'evore donge al corso principale. E questa si già fa già intorno al monte la riqualificazione fluviale, si può là a Bolzano per esempio, dove la protezione civile le province autonome di Bolzano sta facendo proprio il smantellamento di argini per fare più in là, ovviamente non è che non si fa la sicurezza in una certa maniera quasi garantire, però se tu gli dai spazi al flum, lì là che si ferma quando è la plene e non va giù dirette come che partisse a 4.000 e arriva a 4.000 alla foce, no, si ferma e quindi sta sotto questo valore di un evore di metro cubo al secondo, e a quel punto le aghe che ieri state dalla minazione a passe dopo anche il picco alle passate, quindi tutto quasi temi il pic, no? La quantità che vai no? Se gli agili attengono fino a 3.000 sì, o a 4.000, tutto non ce n'è plene di 5.000 proprio assolutamente, e che aghe però tu le fermi spastrade e arriva giù non è 4.000, se tu hai fatto anche certi soparis o tu hai impedito certi soparis, perché era importante, le state anche in consiglio regionale dal professor Comiti per esempio, che insegna in sistemazione forestale se non sbagli, all'Università di Padova, alle state fatte un evore di estrazione di NERS dal funtilimento, quindi sono ridotto fra gli anni 70 e 90 portando via un evore di più di quel che il flum al quarto iu, e questa l'ha comportato un'incisione, praticamente come una doccia si è formata, si è restrinta e si è formata, quindi ecco che continua a permettere l'estrazione di NERS va contrari a che riduci la portata di PIC alla tisane, quindi sono da considerare tanti robis che in questa audizione sono stati slitti, dopo bisognerà vedere come saranno considerati, perché come fiat finale di queste audizioni è che entro la fine dell'anno sarà presentata tutta la documentazione per fare il bando di progettazione. Il bando di progettazione al scomincia con questi documenti fattibilità che partirà veramente ai primi settimane dall'estate,
che lì permetterà tramite un incarico professionale a una struttura che sarà gruesa per forze, multidisciplinare, io spero che multidisciplinare vuol dire veramente che essere considerati i biologi, gli ecologi, i faunisti, i botanici, oltre che gli ingegneri che sono giustamente coinvolti, ma se io ho di capire l'impatto di un'opera ho bisogno di sapere. Non mi sta bene che un ingegnere mi dice che l'alga che arriva in lagune ha un problema, perché ha un punto di vista e onde, insomma, è un biologo che si intende dalle specie che vivono già in zone umide come la foce dello Stella, hanno una grossa problematica, ricevi alghe a volte ogni 50 anni. Per cui ecco, sarà come conclusione questo progetto, che saranno valutati tutti le alternative. Praticamente all'ULD fa partire il progetto e arriva a una conclusione per il team di 2 anni, insomma, che potrà essere di una banda o di che altre, secondo me è ben così, è ben che si deve fare che gli opere pubblici vengono dati partendo da queste valutazioni alternative, cose che una modifiche recenti, non è che sia di un risultato vinto new, perché ci sono robe che probabilmente derivano da normativi europei sugli appalti pubblici, no? Sì. Quindi alle bene, però bisogna... Roberto, grazie, vi salutarsi e naturalmente si teneremo in contatto e faremo aggiornamenti al momento. Ecco, se poi vi do una roba sole che assomiglia che bisogna fare con questi grandi opperis, però se tu vai a vedere di foto aerei e anche fotografie come tutti si chattano su Street View di Maps, tu vedi che a livello locale di Latisane si può fare tanti robis, per esempio il fatto che è un strettoio dovuto a un errore di sedimenti proprio di fronte a Latisane, e dopo anche il point che si sta in modo discutendo sia per rialzarlo che il stradale, sia per giavaggi i piloni principalmente, ma una roba anche molto più semplice, si sta discutendo cui che tira via il materiale che ha stato il point. Quindi a 60 anni che non si sappia anche cui là di Giavà fra ferrovie provvitorata agli opere pubblici regione, ecco che robe lì hai sicuramente un cambiamento significativo dalla possibilità dall'aghe di passare, e quindi cui che domande robi se non fa che robe lì mi dispiace che non si in la linea. Grazie Roberto, alla prossima, mandi buone giornate. Grazie a Roberto Pizzuti che lo vinse in tutto per l'associazione civiche Noi Sinteliment.